Pronto? Pronto Pier? Ciao Stefano, com'è? Ascolta, io avrei un problema. E là, e voilà. Dimmi tutto, cosa posso fare per te? Sono terribilmente in ritardo per la festa dei miei figli che hanno finito le scuole. Purtroppo sono sempre via, mi sono smentegato a fargli la torta. Mi prepari 2 dolci di quelli giusti, di quelli buoni? Va bene, vedo cosa riesco a fare. Ok, ci vediamo dopo, vengo sulla Rizza, ok? A più tardi, grazie Pier. Ciao dopo. Ciao Stefano, Dolci allora? pronti, eccomi qua. Che spettacolo. Allora, per la più piccola, Stefano, abbiamo fatto una bavarese alla frutta, Che spettacolo. leggermente profumata con maraschino. E allora, praticamente si parte dalla pasta opera, che è una sorta di pan di Spagna fatta con della farina di mandorle e delle uova che vengono montate assieme e poi sono distese su un strato molto, molto fino e portate in forno per circa una decina di minuti. Tirate fuori dal forno, vengono spalmate con della marmellata di fragola e poi il tutto viene arrotolato. Messo in abbattitore e si taglia a fette e poi vengono disposte sullo stampo, al che si aggiunge la crema base di vaniglia, alcuni pezzetti di annas e poi una strato di pan di Spagna con una leggera bagna al maraschino. E tutto di nuovo in frigo. E tutto dopo in freezer, sì. Poi viene tolta dallo stampo e viene data una sorta di gelatina sotto per renderla più bella. Bella. Secondo me Camilla impazzirà per questa torta. Però ne ho 2, c'ho Leonardo. Anche Sì? non sia gelosi dopo. No, lo so. Invece per l'atleta, per Leonardo, abbiamo preparato una zuppetta allo zabaione. Vabbè, giustamente. Sì, così per dar la carica. E è composta da più strati di pan di Spagna imbevuti al marsala e una crema al rum intervallata con sempre dello zabaione e dei pezzetti di cioccolato. Secondo me è adatta. Cosa dici? Anche perché è uno che spende tanta energia. Esatto. E poi comunque il più grande, un attimino, una cosa un po' più sostenuta, secondo me va benissimo. Beh Pier, posso dirtelo? Mi hai veramente stupito. Veramente. Stefano, succede spesso, devo dire, quando ci vediamo. Modestamente. Onestamente. Me le prepari allora, saranno contentissimi i miei figli. Sì, però non vorrei andare via senza il polipo. Come il polipo. Sì, il polipo. Ma mangerete anche con i genitori, vero? Anche ad gusto per quello, ma Magari. mi sfugge qualcosa. Grandi novità, Stefano, in autunno. Dolci, millefoglie stracchini, E il polipo. anche il salato. Mi sa che tornerò presto. Manca prima quest'autunno. Certo, Va bene, posso portare via tutto allora. assolutamente. Come il polipo con i miei tentacoli porto Sì, via tutto, esatto. giustamente. Ciao ragazzi! Grazie. Non capisco più niente, ma sono contento però.